Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà dedicato alla Facetune. Facetuno le vostre foto editando il make-up che mi avete inviato, i selfie che mi avete inviato, a seconda che appunto siate truccate o meno, perché qualcuno di voi mi manda sempre anche le foto da struccate, quindi mi diverto un pochino di più. Ho già fatto un video di questo genere, vi è piaciuto tantissimo ed eccoci qui ancora una volta ad editare le vostre splendide foto e le vostre splendide facce, perché siete tutti belli, anzi tutte bellissime. Come al solito mi dispiace, ma addirittura l'altra volta c'era un maschietto che mi ha mandato la sua foto, questa volta proprio nessuno. La cosa un pochino mi dispiace, però insomma siete tutte bellissime, quindi un po' questa cosa mi sconvolge. Ma bando alle ciance e partiamo subito con la prima partecipante. Partiamo subito con Elena. Elena mi ha mandato questa sua foto dove ha questo make up bello intenso con un rossetto fucsia, gli occhi super delineati, sopracciglia protagoniste e base molto curata. Credo che Elena abbia un pochino, a meno che la foto non è a bassissima qualità, credo che abbia un pochino ritoccato il viso, ma questo non è un problema in questo caso perché ho comunque del materiale su cui lavorare. Allora, innanzitutto Elena, ti consiglio una piccola cosa. Le sopracciglia hanno un bellissimo spessore, sono ben delineate, però sono un pochino troppo angolari, quindi ti fanno questo sguardo un po' cattivo. Ecco, allora questa è la prima cosa che andrei a modificare. Vediamo un po' come farei un goccino meno a punta, meno diciamo McDonald's e un pochino più dritte. Ecco, io toglierei anche proprio le parti più a punta dell'angolo esterno e li farei un pochino più tonde, più morbide, in modo che ammorbidiscano un po' il tuo viso dolce. Io tendo sempre a vedere il make up come potete farlo anche super concentrato, super così, no? Però mi piace sempre che abbia quella parte un po' beauty correttiva, che quindi addolcisce i tratti della persona e non incattivisce. Quindi in questo senso vado a rendere un pochino più morbide queste sopracciglia. Ecco, vediamo già il prima e dopo del sopracciglio, ti ammorbidisce un pochino. Come puoi fare nel disegnarle? Praticamente evita di fare l'angolo qui molto a punta in alto, quindi evita proprio di andare con il prodotto sopra, piuttosto stai sulla linea del tuo sopracciglio o leggermente sotto e cerca di non andare troppo all'interno in questa zona qui, anche se mi pare di capire, sì, esatto, ci sei comunque, sì, diciamo la distanza va benissimo. Cerca semplicemente di tenerti leggermente più morbida. Poi passiamo al prossimo passaggio. Allora, gli occhi vanno abbastanza bene, il colore, quello lì un po' viola che hai verso l'esterno dell'occhio, l'avrei messo anche un pochino sopra, perché tu hai tanto spazio tra la palpebra qui e il sopracciglio, quindi c'è tanto da riempire. Puoi mettere del colore lì, perché vedi che è rimasto un po' bianco e ti fa un po' effetto appunto sbiancante, non so, fa un effetto strano sull'occhio. Quindi vado a riempire un pochino questa zona dell'occhio. Adesso ti sembra tanto, però con questo tool lo vado a mettere un po' giù. Ecco, puoi vedere già che questo ti dà più un senso, quasi ti va a scolpire, ad evidenziare l'occhio, quindi ti fa già una differenza pazzesca. Lo possiamo vedere prima e dopo e possiamo vedere anche i due occhi. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Ecco, vedi che questo ti dà già un'intensità e soprattutto dà importanza a quelle belle sopracciglia che hai. E diciamo che con l'occhio più o meno così abbiamo concluso. Avrei comunque accennato le ciglia un pochino più verso l'esterno piuttosto che centrali, effetto bambola. Vediamo se possiamo farlo in maniera abbastanza veloce, altrimenti comunque spero di aver reso comunque in ogni caso l'idea. Oppure ad esempio un ombretto più forte verso l'esterno, in modo da accentuare. A me piace tantissimo quando l'occhio è accentuato moltissimo verso l'esterno, cioè parte quasi chiaro, poi si scurisce, poi si colora e poi si scurisce verso l'esterno. Poi dipende da occhio a occhio, però diciamo che questa tipologia qui di make up veramente sta bene a tutte. Dopodiché la base mi sembra piuttosto curata, appunto.
vado semplicemente a passare il tool levigazione, che come sapete io non ne abuso mai, perché se no sembra che veramente si è finti, no? Mi dà effetto finto sulla pelle. La bocca io ti avrei dato un'altra forma, anche questa cosa qui, forse è una cosa caratteristica tua, no? Che tendi a fare le cose molto in alto, perché anche in questo caso la bocca ha una parte molto alta qui e quasi va a lasciare uno spazio interno molto ampio. Invece io avrei dato una forma un po' più distesa, che adesso ti faccio vedere. Prendo il tool per modellare, alzo l'arco di Cupido al centro praticamente e distendo la bocca più verso l'esterno, cioè ti do una forma un pochino meno alta e un pochino più larga ed ampia. Secondo me questa è la forma che ti sta bene, perché ti dà giustizia. Ecco, vediamo il prima e il dopo della bocca. Direi che, cioè, dà una sorta di... La forma che hai dato tu non è sbagliata, è solo che ti dà una sorta di broncio, sembra quasi che insieme alle sopracciglia sembra che hai fatto quasi un make-up caratteristico per rendere un personaggio cattivo di Disney, capito? Il che potrebbe essere anche interessante, però per quanto riguarda invece il make-up beauty, secondo me questa è la forma che più ti sta bene. Vado a dare l'ok a questa forma, aggiusto come al solito un minimo la luminosità, il contrasto, un minimo, diciamo, tutta la cosa, la questione estetica della foto con Facetune, e direi che abbiamo il nostro primo splendido selfie. La prossima partecipante mi ha dato questa sua foto completamente struccata. Quindi apprezzo moltissimo, credetemi, quando mi mandate le foto struccate, perché vuol dire che vi fidate di me ciecamente, ed è una cosa che mi fa impazzire, e soprattutto vi fidate a farvi vedere in camera, ed è una cosa bellissima perché vuol dire che comunque vi amate, in un certo qual senso io la voglio vedere così, e quindi vi ringrazio per mandarmi queste foto. Vado giusto ad eliminare un pochino le imperfezioni. Ad esempio questo brufoletto sulla guancia lo attenuiamo un pochino, quindi li vado semplicemente a levigare un pochino con Facetune, cosa che dal vivo farei con un correttore leggero picchiettato, e vado a schiarirli un goccino, che è quello che farei anche nella realtà, per mischiarli bene nel colore della pelle. Dopodiché passo agli occhi, in particolare parto dalle sopracciglia. Lei sta facendo un'espressione di sorriso, quindi presumo che le sopracciglia siano un poco più alte, perché quando sorridiamo, vedete anche la mia espressione, quando sorridiamo le sopracciglia, Dio, così, a me non si muovono. Sì, però lei sta facendo un sorriso un po' più alla tipo Claudia. Così. Esatto, un sorriso alla Claudia. Vabbè, Claudia è la cugina di Luciano, che ha questo sorriso un po' che alza sempre le sopracciglia, quindi un sorriso un po' super felice, che è quello che sta facendo anche Adele in questa foto. Comunque ha delle sopracciglia molto belle, che io vado leggermente a colorare e definire, come se passassi un leggero colore per renderle un po' più uniformi, niente di che. Poi passo agli occhi. Agli occhi anche lei ha moltissimo spazio qui tra la palpebra e le sopracciglia, appunto, non so se per l'espressione, però comunque si vede che ha abbastanza palpebra, quindi vado a mettere un colorino di base molto chiaro, tipo un beige, poi vado con un colore naturale nella piega e all'angolo esterno dell'occhio, e lo vado a mettere anche un pochino sotto. Io metterei anche uno splendido eyeliner per allungare e dare più luce a questi occhi. A questo punto mi rendo conto che c'è tanto spazio anche all'interno, quindi cosa vado a fare? Vado a fare una leggera ombreggiatura al naso, una sorta di contouring che collega tra il sopracciglio e il naso. Vista così sembra molto brutta, però vi farò vedere che curata può dare un ottimo risultato. Molto strano, ma magia delle magie, messo quasi al minimo, dà quel senso quasi di dare uno shaping al naso.
e possiamo fare di più, possiamo illuminare la parte centrale del naso. Dopodiché andiamo a dare un po' di colore al viso con un colore piuttosto neutro sulle guance, sempre un po', non tanto, giusto per dare colore, e andiamo a fare un bel contouring. Ci piace. Andiamo prima sulla fronte, ecco, questo mi raccomando, lo vedo fare anche dal vivo, ma sfumatelo. Andiamo a portare questo contouring al minimo, vedete che fa la differenza ed è questo il risultato che vogliamo. Passiamo alle labbra, dove daremo una forma leggermente più overline, perché sapete che io sono fissata con questa cosa, sono ossessionata dall'overline, credo che veramente possa stare bene a chiunque. Metto un colore a questo punto, sempre su un nude rosa. Adesso andiamo a mettere un po' di mascara su queste ciglia, che è l'ultimo tocco che daremo a questo make-up. Potete notare che la foto di Adele così è già perfetta, ma io come al solito ci vado a fare un po' di aggiustamenti finali, giusto per dare un senso estetico a questa bella foto. E direi che anche la foto di Adele è pronta per un selfie perfetto! La prossima partecipante è Sofia. Sofia mi ha mandato una sua foto splendida con una bellissima luce, un make-up devo dire molto bello, colorato, sembra quasi un make-up un po' anni 80, e andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambierei. Allora, Sofia è una pelle di porcellana molto chiara, bellissima, questo capello così. La particolarità del viso di Sofia che subito mi salta all'occhio, anzi le particolarità sono due: le delle labbra molto belle, carnose, e l'occhio leggermente diciamo inclinato verso il basso, non che sia cadente, attenzione, quella è un'altra tipologia di occhio. Questo occhio di Sofia è come la direzione degli occhi, ok? Io ce l'ho dritta leggermente verso l'alto, poi c'è chi ce li ha super alti e chi ce li ha un po' più che vergono verso l'esterno, quindi verso il basso. Ecco, questo è l'occhio di Sofia, molto dolce, molto, direi quasi da attrice, è un occhio molto molto bello, per cui la sfumatura esterna in realtà io non l'avrei messa nella parte finale dell'occhio, per evitare che appunto si veda un po' questa particolarità, si accentui quest'occhio facendolo diventare appunto cadente. Avrei giocato bilanciando, vi faccio vedere in quale modo, mettendo innanzitutto l'ombretto fino alla palpebra interna, e anzi leggermente di poco, che proprio non si deve notare, più spesso alla parte interna piuttosto che alla parte esterna, dove in questo caso vado a pulire un pochino. L'occhio sembra decisamente più, diciamo, dritto. Ecco, il classico occhio che sta bene un po' con lo smokey eyes a partire dall'angolo interno e va verso l'esterno. Questo è proprio il classico occhio che va bene con questo tipo di smokey eye. Dopodiché vado a togliere un pochino l'ombretto alla palpebra esterna e vado a metterlo invece leggermente di più verso il sopracciglio. Mi raccomando, sfumate sempre i colori verso il sopracciglio, non abbiate paura. Anche qui attenta alla sfumatura, Sofia fatta un pochino meglio. Magari prendi un pennello pulito dopo aver messo il colore eccetera e continua a sfumare. Però potete vedere già da questo la differenza di occhi tra prima e dopo, sembrano molto più equilibrati. Vado ad aggiungere un po' di ciglia per dare ancora più intensità a questo sguardo. Ancora più importante nel caso di Sofia, con un occhio quindi che va leggermente verso il basso, è mettere ciglia all'esterno che vanno verso l'alto e quindi combattono proprio questa tendenza dell'occhio a cadere in giù. Le labbra vanno bene, avrei semplicemente dato una simmetria un po' più precisa in questo modo qua.
e avrei sbordato leggermente meno, ma proprio appena sotto, in modo da equilibrare queste splendide labbra carnose che ha Sofia. A questo punto avrei dato un tocco di colore, diamo un tocco di colore alle guance. Non ha bisogno di contouring, anche perché avendo messo questo colore così intenso sia su occhi che su labbra, direi un tocco di blush leggero e siamo a posto. In maniera un po' triangolare, così facciamo anche una sorta di contouring ma col blush. In questo modo qua vado a mettere al minimo, vedete che dà anche quel tocco come se fosse appunto quasi un contouring. Le sopracciglia vanno bene, base fatta bene, il colore è preciso, quello della sua pelle, quindi complimenti. I soliti aggiustamenti, un po' di luce, contrasto e un po' di colore, e direi che anche Sofia è pronta per il suo selfie perfetto. La prossima partecipante si chiama Alessia. Alessia mi ha mandato questa foto sempre splendida luce, vedo che sapete fare i selfie nella luce giusta, che è una cosa importantissima. Mi piace moltissimo il make up, ho detto che lei è appassionata di eyeliner e di overline, ragazzi, ci sta tantissimo. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa aggiusterei. Allora, le sopracciglia sono fatte bene, nel senso il colore, la forma mi piace tanto. Andrei a riempire solo questa parte iniziale un po' di più, perché magari Alessia non ha spazzolato tanto questa parte e quindi si nota un po' la differenza tra il pelo e il disegno. E direi che per le sopracciglia siamo super a posto. Mi piace moltissimo, Alessia, la forma dell'eyeliner è pazzesco, veramente molto bello. Vado semplicemente a toglierti, questa è una cosa mia perché io ho un problema con questa cosa, con un po' di mascara sulla palpebra. Il make up è molto bello, neutro, leggero. Avrei sfumato l'ombretto esterno un pochino più verso l'alto, questa cosa la ripeterò all'infinito, dovete sfumare l'ombretto verso il sopracciglio. Vado a mettere un po' di ombretto anche qua, questo per dirvi che mettere l'ombretto che va verso il sopracciglio non solo dà una sfumatura molto più interessante all'occhio, ma in alcuni casi quasi allarga e allunga l'occhio, ve lo fa più grande, quindi imparate a sfumare tantissimo verso l'alto. Dopodiché la base è bella, nel senso che il colore è giusto. Avrei per il selfie incipriato un goccino di più la zona T, che adesso andiamo a fare, e avrei tolto, cioè o perlomeno coperto un pochino di più i brufoletti che sono sulla fronte con un colore di correttore simile a quello della pelle, esattamente come sto facendo adesso. Tenete presente che un brufolo, per quanto si possa coprire a livello di colore, diciamo che la dimensione rimane sempre la tridimensione, quindi dal vivo, diciamo da molto vicino, si vedrà sempre un pochino il colore, però si può assolutamente attenuare come in questo caso. L'overline è pazzesco, molto bello. Se posso darti un leggero consiglio, l'avrei fatto meno lucido, perché purtroppo c'è questa particolarità all'overline, che una volta che l'hai fatto non puoi andarci con tanto lucido sopra, e bada che sia sembra mia nonna, vabbè, e l'overline deve essere fatto con una matita sempre leggermente più scuro del rossetto, perché in questo caso abbiamo un colore uguale, forse anche un po' più chiaro la matita che il rossetto. Non so se hai usato lo stesso prodotto. Vado a scurire un pochino la parte esterna delle labbra per dare giustizia a questo tuo bello overline, cioè che proprio Angelina Jolie, spostate. Mi raccomando, quando fate l'overline, diciamo che nella maggior parte dei casi deve essere concentrato qui, perché di solito sotto è già più grande, quindi mai uscire troppo fuori qua, ma restare soprattutto sopra qui verso l'arco di Cupido, l'arso.
un goccino più di colore sulle guance perché ci piace, non perché è super necessario, perché comunque mi piace già così. Solite aggiustatine di luce e contrasto, e anche Alessia può essere felice di avere questo selfie assolutamente perfetto. L'ultima partecipante fortunata ad aver partecipato a questa estrazione, ma quale estrazione, raga? Ho scelto io perché scelgo sempre io, lo sapete, purtroppo devo scegliere 5 e mi è sempre un po' difficile, però abbiamo le nostre 5. Daniela è l'ultima. Daniela mi ha dato questa foto di lei alla luce del sole, struccata completamente, a parte un po' di mascara, e cosa interessante, indossa gli occhiali. In realtà io avevo chiesto a lei di mandarmi una foto simile ma senza occhiali, non ho ricevuto risposta da Daniela. Che c'è? Non si permette. E quindi ho pensato che però fosse interessante comunque mostrarvi, diciamo, un trucco con gli occhiali. Allora, partiamo appunto dagli occhi, sempre dalle sopracciglia. Le sopracciglia le ha belle folte, le vado a ridefinire solo un goccino, proprio a dare un po' di colore, come se le stessi leggermente truccando. Poi andiamo sugli occhi. Come fare per mostrare di più l'occhio attraverso la lente? Allora, i casi sono vari, perché varia anche da occhio a occhio, dipende se portate un occhio da miope, da astigmatismo, presbiopia, eccetera. Ora non stiamo a focalizzarci su questo, però in generale da questa foto che vedo di Daniela credo che le lenti le rimpiccioliscano un goccino gli occhi, quindi andremo a mettere un po' di ombretto sopra e sotto. Possiamo anche restare sui toni naturali, l'importante è assolutamente metterlo sia sopra che sotto, perché questa cosa qui farà in modo che si allarghi un po' l'occhio, quindi si ingrandisca. Però comunque questo vedete che già fa l'occhio molto più grande, fa 2 fari praticamente. Questa sorta di smoky marrone le sta a pennello, quindi ci fermiamo qua. Il mascara è giusto, ne avrei messo un goccino di più, o anche, sapete cosa, avrei semplicemente intensificato un pochino il colore. Dopodiché andiamo alla base. Alla base cosa avrei fatto? Avrei tolto un po', avrei attenuato un po' questi brufoletti, anzi prima andiamo a dare un colore alla pelle. Vado ad attenuare i brufoletti dandogli appunto il colore della pelle, pulizia al viso. Poi andrei a fare un leggero contouring sotto le guance e sulla fronte. Può sembrare un po' arancio, ma vi farò vedere la magia, perché questo scalderà anche un pochino il viso. Ecco qua, un leggero velo di blush molto naturale, e sulle labbra che andrei a fare un leggero scrub, Daniela, perché sei un po' secchina sulle labbra, però hai una bella forma, sono belle carnose, mi piacciono. Andrei a mettere un colore piuttosto naturale in tono con il colore che abbiamo messo sugli occhi, un nude, diciamo, un nude piuttosto neutro. Anche qui andiamo a definire leggermente la luminosità, il contrasto, il colore e altre cosine tecniche. E anche tu, mia cara Daniela, sei pronta per il selfie dell'anno! Ed eccoci qua, abbiamo finito di editare le nostre 5 foto delle 5 splendide partecipanti. Io vi ringrazio tantissimo per avermi mandato le vostre foto, vi giuro che le ho guardate tutte. Alcune di voi erano perfette così come erano a livello di make-up, quindi bravissime. Altre purtroppo avevano delle foto sbagliate. In ogni caso devo sempre fare una decisione che è difficile, ma spero che anche questo video vi sia piaciuto e io vi do appuntamento al prossimo video. E mi raccomando, seguite, mettete like, commentate, condividete. Vi mando un bacione grande, oppure se preferite un bacione. Ciao!